Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, ben ritrovati con tennis e padel. Oggi siamo partiti un po' prima del solito alle 13:20, proprio perché gli argomenti 2 settimane or sono ci avevano praticamente fatto dedicare la puntata completamente al padel, ma ovviamente dobbiamo parlare anche di tennis con il nostro massimo esponente ed esperto Massimiliano detto Max, per parlare di quello che è successo in settimana e magari fare anche un breve recap, riassunto, come dicono quelli bravi, di queste 2 settimane. Causa Ponte abbiamo saltato la settimana scorsa e quindi un po' di cose da raccontare ce ne sono. Vedi tu da dove iniziare, e specialmente perché proprio in questi giorni si stanno disputando le finali a Madrid e non solo, e ci sarà Roma tra pochissimo in partenza. Allora, intanto spero che mi sentiate, perché purtroppo quei segnali vado e vengo. Tante robe, tante carne al fuoco, perché naturalmente abbiamo avuto Madrid, Master 1000 importantissimo della stagione, però purtroppo, ahimè, ha avuto una marea di ritiri. Se vogliamo dirla tutta, ha avuto il ritiro in primis di Djokovic all'inizio del torneo, quindi non si è neanche presentato, e poi in fila sono stati Medvedev, poi naturalmente l'eliminazione di Nadal e la sua ultima partecipazione a questo torneo, e poi di seguito diciamo, il ritiro proprio di Yassin, e infine sconfitta anche per Carlos Alcaraz, e infine abbiamo l'ultima sezione, che è stata quella di Lecca, che si è ritirato dopo il primo set contro Auger Aliassime sul 3 del primo set, quindi era appena iniziata la partita. Ci sarà domani la finale tra Auger Aliassime, che a quanto pare insomma finalmente ed è riuscito ad arrivare in finale, però senza neanche giocare, quindi è stato anche, diciamo, tra virgolette, come posso dire, è stato molto molto fortunato. Sì, e poi ci sta la finale femminile oggi, però naturalmente tra chi? Tra la Swiatek, la polacca, e la Sabalenka, che è riuscita a vincere in 3 set proprio contro la Rybakina. Una partita, non dico epica, però una bellissima partita. In questo torneo si è ben distinta anche la nostra Paolini, insomma, ricordiamolo che è il numero 13 del mondo. Che posso dirti? Prima di dire altro sulle internazionali d'Italia, abbiamo anche 2 semifinali italiane, proprio a Challenger Cagliari, e abbiamo proprio Musetti che giocherà contro il colombiano Galan nella prima semifinale alle ore 15, e poi abbiamo Arderi che Soglia, che giocherà contro il suo quasi connazionale, si può dire, Navone argentino. E quindi queste sono le 2 semifinali del 175 di Cagliari. Ricordo che un 175 è un torneo molto vicino al 250, cioè diciamo che i challenge possono andare da 75 e in su, quindi possono fare 75, 125, 175 e così via. Perché quelli sono punti che si guadagnano vincendo poi il benedetto torneo. E insomma, ieri contro Borges, il portoghese ha fatto una sua bella monta, finalmente è riuscito a portare a casa qualche risultato in più, anche perché ultimamente si era un po' offeso, no, degli insulti che aveva ricevuto per le non vittorie, diciamo, ottenute. Tra l'altro, ecco, l'unica cosa che devo vedere, che non ho visto bene naturalmente, è contro chi giocherà Ojexin. Forse tu mi puoi aiutare. Giocherà contro Fritz o contro l'avversario di Fritz, che devo dire, questo era il dubbio, che non sono riuscito a seguire quella parte lì. Detto questo, naturalmente sto continuamente seguendo. Ecco, dimmi. Allora, la finale di Madrid sarà tra Rublev e Auger Aliassime. Auger Aliassime, detto te, ha vinto per ritiro di Lechka, che aveva battuto Nadal e poi Medvedev, a sua volta ritiratosi, e mentre Rublev ha battuto Fritz in 2 set. Ecco, quindi 6-4. Ecco, non mi...
Non mi viene in mente, ma questo è quanto. Io ultimamente sto anche seguendo molto quello che verrà dopo. Sto seguendo molto padel, sto seguendo il campionato, sto seguendo un torneo. Abbiamo ospiti caldi, li vedo ovviamente dietro le quinte, tra poco li presentiamo, ecco, anche perché la scorsa settimana il padel è andato avanti, insomma c'è gente che si allena, c'è gente che fa campionati e fra poco ne parleremo. Di tennis abbiamo detto che fra poco ci sarà Roma. Vogliamo parlare e poi diamo la linea al padel ovviamente di Jannik Sinner, dell'infortunio all'anca, dal tuo punto di vista? Allora, caro Enrico, io credo che sia una semplice infiammazione all'anca, niente di grave. Lui stesso lo ha detto. Che cosa è successo? Praticamente ha giocato troppe partite, quindi sai, a volte anche se 22 anni, quando ne fa tante, diventa anche il fisico, insomma, risente un pochino, quindi può stare che lui abbia avuto un attimino questa piccola infiammazione. Non dovrebbe saltare gli internazionali d'Italia. Io uso il condizionale perché anche Alcaraz, per esempio, ha dovuto rinunciare agli internazionali perché anche lo stesso Medvedev, insomma, ci saranno delle defezioni e quindi questo è un peccato, però d'altronde si sa che quando si incomincia con gli infortuni poi non lo smetti più, e noi ne abbiamo uno in casa che sa benissimo cosa significa riprendersi da degli infortuni. Vedi Berrettini, insomma, che si è appena ripreso, ecco. Lui sicuramente ci dovrebbe essere all'internazionale insieme a Cobolli e non solo, insomma ce ne sono tanti che parteciperanno all'internazionale d'Italia. Speriamo che si possa fare bella figura proprio davanti ai nostri tifosi, insomma, ecco, oppure ai tifosi proprio di Berrettini e dello stesso Sinner e così via. Ecco, credo che ci sia veramente un'azione quest'anno incredibile, in quanto, sai, avendo un giocatore più forte, al momento siamo tutti lì che cerchiamo di capire se vincerà o non vincerà l'Internazionale d'Italia, no? Ed è la verità dei fatti, quindi prova a pensare soltanto se Sinner dovesse vincere gli internazionali, sarebbe qualcosa di veramente straordinario. Ecco, bene, abbiamo concluso quindi la parte dedicata al tennis. Diamo subito la linea quindi alla nostra seconda parte, quindi dedicata al padel. Vedo già due ospiti che presentiamo, Flavio e Jessica, direttamente da Pordenone. Vedo, credo, Flavio. Ecco, Jessica invece vedo una bellissima cosa alle spalle. È partito nel frattempo un allarme. Ecco, il bello della diretta è anche questo. Ecco, li ringraziamo. Ovviamente i nostri ospiti sono qui per parlare del campionato di padel, il primo in questo senso a Pordenone, e direi di invitare Jessica a parlarci un po' di quello che è successo in queste 2 settimane in cui non abbiamo avuto modo di ospitarvi. Perché il campionato è andato avanti, ci sono ovviamente come al solito dei risultati interessanti da commentare e come sempre invitiamo tutto il pubblico che ci segue a seguire la pagina Facebook, che è molto aggiornata. Adesso ci sono risultati e classifiche, ma a te la parola, Jessica. Sì, allora io ieri sera, sebbene sono un po' influenzata, ero presente sui campi del Pordenone Plus Padel. Ho visto le partite, facevo il tifo per Flavio, per la squadra di Flavio, che ho portato sfiga, ha perso probabilmente perché se l'è giocata comunque bene contro il meglio portare il casco, sebbene abbiano perso. Ho visto l'ultimo pezzo della partita di Pachito Malano e Sguazzo Team. Anche la Sguazzo Team si è difesa benissimo, ha perso l'ultimo set 2-1, e i Giva hanno vinto contro il Real Madrid. Guardando il cartellone, la classifica, diciamo che le squadre si sono divise. C'è una prima metà con prime 5 squadre, e poi proprio la San Marco Catering le divide con 10 punti di distacco, e quindi ci sono le ultime 7 che sono lì. Così è diviso il cartellone e la classifica. Non so se... A parte
dicevo, 4 salti in padella che sono probabilmente filati, per dire, ma devono recuperare alcune partite, vedo, perché non le hanno fatte complete, prendi parola, non si sono messi tranquilli e rilassati. Devo dire che è un campionato interessante, no? Perché a parte le prime 5, no? Sono lì tutte, le altre insomma anche lì, quindi è un diviso in due fasi, direi, questo campionato. Le squadre più forti, quelle un pochino più forti. Sento un po' tutto scatti, non sento benissimo alcune cose. Scusami, sì, allora... oggi ha qualche problemino, come 2 settimane fa la connessione non lo assiste. Però Infatti. mi sentiate bene, almeno me. Sì, Enrico sì. Ok. Bene, tra l'altro avevamo raccontato proprio una partita, ormai è passato un po' di tempo, era la sfida tra Giva e Vitelloni Interno 4, e dove abbiamo avuto modo di fare anche alcune interviste e vi ringraziamo nuovamente per lo spazio. A questo punto, Flavio, se vuoi aggiungere qualcosa a commento di quello che ha detto Jessica, perché poi ovviamente parleremo già della 17ª giornata, ovviamente, ma intanto concentriamoci su questa settimana. Allora, diciamo che a differenza del girone di andata, quello di ritorno si mostra molto più agguerrito. Infatti tante partite finiscono 2-1 e sono molto più combattute, arrivano al 7-5, 7-6, al tie break. Quindi c'è un livello che sta crescendo, giocatori che si impegnano anche ad andare a fare qualche corso per migliorare. Quindi il livello è interessante e noi siamo contenti di questo, era lo scopo per cui siamo partiti di questo torneo, con questo campionato. Io volevo solo ricordare che a giugno, il 1° giugno, si svolgeranno le finali, sempre nello stesso circolo, del campionato, più ci saranno una serie di tornei maschile in livello alto, un intermedio e un femminile completamente gratuito. Il femminile è gratuito perché? Perché di solito le donne vedo che fanno fatica a buttarsi a giocare, quindi vogliamo incentivarle a fare venire. Ricordiamo che compreso nel prezzo per chi paga oppure per le ragazze c'è sempre anche il pranzo per fare in modo che diventi quasi una comunità la nostra. Più che ragionevole. A questo punto chiedo a Jessica se effettivamente è così, c'è questa difficoltà dal punto di vista femminile a provare questo padel, che non è assolutamente solo e prettamente maschile, anzi. Sì, si fa fatica a trovare delle ragazze con cui giocare, ci sono circoli magari più frequenza di ragazzi di altri, però c'è una certa difficoltà. La difficoltà nelle ragazze sta anche quello di buttarsi, appunto con questi tornei uno si butta, prova, inizia, a stimoli per poter poi continuare, farsi delle lezioni private, migliorare. Anche sì, non è un gioco facilissimo, io gioco da un po' di mesi, ma c'è sempre da imparare, il fatto dei vetri, i colpi, quindi però bisogna buttarsi. Questi tornei sono un modo per poterlo fare. Quindi se riusciamo, il 1° giugno sarà un bel torneo frizzante, nel senso che c'è la finale del campionato, in più il torneo maschile e femminile, sarà una bella festa, insomma, speriamo. Anzi, vi aspettiamo. Assolutamente sì, dai. Flavio nel frattempo si è spostato all'esterno, vedo. Giramondo. Ok. Nel frattempo sta provando ad entrare anche Andrea, che vedo al momento, più che vederlo potrei sentirlo, ma non l'ho ancora inserito in questa diretta. Quindi... Enrico, ci terrei a dirvi anche che il torneo, una parte del ricavato verrà devoluto ad alcune associazioni benefiche, quindi è una cosa che ci teniamo a dire, perché non per vantarci, ma perché è corretto che anche altre persone magari possono contribuire e partecipare con più stimolo al nostro torneo. Tutto qui. È più che giusto, assolutamente. Ecco, quindi adesso ritorno, ecco, in diretta anch'io. Volevo far vedere la classifica, non ci sono riuscito, ma la prossima volta prometto che arriveremo anche con la grafica, anche perché era piuttosto interessante questo testa a testa. E poi
ovviamente se possibile ricordate alle squadre che quando vogliono possono partecipare al sabato, giusto per raccontarci anche dalle loro voci un po' come sta andando il campionato, e visto che siamo alla 16ª giornata, vedevo quindi pieno girone di ritorno, come in tutti i gironi di ritorno che si rispettino, si lotta di più e quindi si va spesso al terzo set, come dicevi tu, col coltello tra i denti. Ecco. Nel frattempo, visto che c'è Andrea, anche lui ideatore del torneo, assieme a Jessica ovviamente e anche Marco Babuin, che salutiamo, eccolo qua. Andrea, eccoci. Benvenuto. Ce l'ho fatta. Buongiorno a tutti. Sarà il mercato europeo, Andrea? È possibile. No, è possibile. Avrei fatto un giro volentieri, ma la diretta... Andrea, cosa ci racconti di questo campionato? Un campionato che secondo me sta andando a gonfie vele. Devo dire che i ragazzi si stanno impegnando, tutte le squadre si stanno impegnando perfettamente. Stanno sposando la nostra idea, secondo me, che è un'idea innovativa. Come avrà spiegato già il mio collaboratore Flavio, l'idea di trovare un perché si gioca. E questo è quello che noi cerchiamo di fare e di dare a questi ragazzi. È un'idea innovativa, è un'idea che ha un progetto poi, secondo me, per il futuro. Noi ci auguriamo che dal prossimo campionato, dal prossimo anno, settembre che sia, le squadre da 12 diventino 24, 36, in modo anche da sfruttare tutti i circoli del Pordenonese, non solo quello della Comina che ci sta ospitando, e ringraziamo. Il nostro progetto futuro sarà anche quello di fare un bel torneo, un bel fine primo giugno, dove ci saranno le finali di questo torneo, di questo campionato, e un torneo aperto a tutte le categorie, con anche il torneo femminile, e una bella festa dove ci saranno il servizio della catering, della famosissima catering San Marco, che ci farà da mangiare, da bere. Ci saranno, penso, anche qualcosa per i bambini, giochi per i bambini, una bella festa, sperando che il sole ci mantenga il tempo, che il tempo sia bello, così ci sarà una bella festa. Ecco, quindi sì, corretto, giusto sottolinearlo, sabato 1 giugno, un'occasione anche per poter provare da vicino per tutti il padel, perché insomma adesso, senza snocciolare numeri, ma è evidente che è uno sport in ascesa, perché ci sono più praticanti. Ecco, Max, che non vedo adesso, è il momento, è dietro le quinte, ma insomma lui sa che il numero di tesserati è cresciuto in maniera incredibile. Ecco, che ha cambiato nome anche. Scusami, ti interrompo. Posso raccontarti un aneddoto, no? Vai. Ho iniziato con il Covid, il periodo del Covid, a giocare. Mia moglie non ha mai guardato giocare, cioè non ha mai visto una partita di padel. L'anno scorso ci trovavamo a Lignano, in un locale a mangiare a pranzo, e abbiamo iniziato a vedere Balotelli, Bobo Vieri, Nicola Ventola, e come mai? E c'era la Bobo Cup. E gli ho detto a mia moglie, dai che andiamo a vedere una partitina di padel, visto che non sei mai venuto a vedermi. Con quella l'ho portato a vedere e mi ha detto, bello sport questo. Dopo non so se era bello perché c'erano i personaggi, Bobo Vieri e compagnia bella, però gli è piaciuto. Fatto sta che in questo momento è più a padel che a casa mia moglie. Tutto lì. Solo per farvi capire. Questa è carina, bellissima questa. Ti dirò, Enrico, che Andrea paga proprio di mandarla fuori di casa. Sì, è un motivo anche quello. Ho capito. Vabbè, comunque era simpatica era simpatico questo aneddoto che ci ha raccontato, molto molto bello. Max, vai Jessica, non volevo interromperti. Credo sia stata una tattica che siano stati complici, Flavio, perché ti abbiamo sentito poco, devo dire la verità. Va bene, era una battuta, perché anche Flavio
Flavio mi ha mandato a giocare a padel visto che gioco con Stefania. Ah, ok. Giusto, Flavio, tu devi cercare di allargare, diciamo, sempre di più gli orizzonti, no? Quindi Bravo. più persone in meglio è. Noi mandiamo la Jessica e la Stefania, le nostre mogli, a giocare, così io e Andrea siamo liberi, no? Hai capito? Mi sembra un'ottima idea. Come si faceva col calcetto? Max, vuoi aggiungere qualcosa, che ti vedo silenzioso? No, è che ho paura che magari non mi sentiate, quindi preferisco adesso. Preferisco star zitto. No, devo dire che il padel mi sta piacendo parecchio, onestamente. Coinvolge un sacco di persone alla fine, quindi ben vengano questi campionati, queste iniziative, naturalmente, perché insomma crescerà sempre di più, credo, nei prossimi anni, e quindi ci sarà bisogno proprio dell'aiuto di tutti, che ne so, di tutti quelli, degli impianti che stanno creando anche nuovi, insomma, per coinvolgere un torneo così grande che potrebbe diventare, perché è chiaro che da oggi possono diventare 24, come ha detto Andrea, e quindi chissà, magari 36 e così via. È un campionato interessante perché, tra virgolette, voglio dire, coinvolge tantissimo anche la famiglia, non so come posso dire, cioè è veramente qualcosa di grande, ecco. Per cui complimenti che l'avete fatto, e niente, vi seguiremo. Naturalmente il 1° giugno non potremo venire perché siamo già impegnato, perché faccio un open day del tennis e quindi devo insegnare tutta la giornata gratuitamente, perché insomma bisogna fare anche quello, no? La promozione va fatta sempre comunque. Però sto pensando di fare un corso di maestro di padel, vediamo. Quindi non ci avevo pensato fino a prima, ma adesso magari potrei anche pensarci, perché mi è piaciuto quel giorno che sono venuto a fare la telecronaca. Devo dire che mi è molto piaciuto, e quindi chissà che magari non si possa fare qualcosa in merito, ecco. Bene. Volentieri, quindi ti aspettiamo sui campi. Assolutamente sì, ci vediamo nei campi. C'è un commento per Andrea da parte di Luca. È un amico per quello. Esatto, che tra l'altro sarà ospite fra pochissimo di Calcio 5 Show, la nostra trasmissione dedicata al futsal. E Andrea, c'è scritto: grande Andrea Roveredo, da buon ex giocatore di calcio ora vai di padel. Quindi insomma aspettiamo anche Luca probabilmente nei campi da padel, forse. Credo che mi voglia bene, perché mi ha scritto da buon giocatore, lui era molto meglio di me, aveva molto più piede. Ho capito. Vabbè, io ragazzi a questo punto ovviamente vi raccomando, cercate di portarci qualcuno delle squadre, così dalle prossime settimane iniziamo a parlare più approfonditamente del RAS finale, perché ovviamente adesso è una lotta testa a testa. Non so se sono previsti dei playoff a fine campionato o direttamente la prima vince e basta. Questa è una curiosità mia. Parli tu, Andrea, o Jessica? No, vai. Vai pure, Flavio, tu che sai bene i regolamenti. Allora, praticamente adesso, finita il primo campionato, ci saranno comunque dei premi per le prime 3. Dopodiché le prime 10 andranno a fare le finali. Le 2, la prima e la seconda, saranno già in semifinale. Le altre si giocheranno i 2 posti in semifinale. Quindi sarà una sorta di mini torneo per decretare il primo campione di questo campionato. Tutto qui, molto, molto semplice, molto lineare, ma molto carino anche. Ho capito, perfetto. Max, qualche altra domanda o liberiamo i ragazzi, i nostri ospiti? No, volevo chiedere quali sono state le difficoltà iniziali per organizzare il torneo. Cioè, voglio dire, avete organizzato qualcosa, comunque quasi un campionato di calcio 5, insomma, come volete voi, no? Con delle classifiche ben precise, dove avete scritto tutti i dettagli possibili. Mi sentite? Ti posso rispondere io, Max? Prego, dimmi. Diciamo che il grosso del lavoro, uno dei nostri, diciamo, organizzatori, Marco Babuin, ci ha messo veramente tanto del suo, un po' dall'esperienza che comunque ha con gli amatori a San Lorenzo, sicuramente, però a livello anche tecnologico ci ha messo veramente del tempo, è stato veramente bravo, ha fatto un lavoro eccellente. Diciamo anche che poi
voglio fare anche un ringraziamento a chi ha curato, perché è anche bello da vedere, chi ha curato la nostra grafica, Alessio Miotto, che è stato molto bravo anche lui, e organizzare il tutto non è mai facile, perché poi le cose, quando sono delle novità, non si sa mai dove si fanno gli errori, e andare a capire se si fa bene o si fa male. Penso che il responso del campo e dei ragazzi che stanno facendo questo campionato, abbiamo delle cose positive e sicuramente qualcosa da migliorare, però stiamo andando sulla strada giusta. Diciamo che Marco Babuin ha fatto veramente tanto e lo ringrazio personalmente. Poi possiamo anche ringraziare, visto che sono qui e io non sono molto televisivo e sto dietro, però voglio ringraziare anche i nostri sponsor, che non si sta ad elencare ma si possono vedere benissimo nel nostro sito, che ci hanno creduto, ci stanno credendo e ci crederanno e ci danno una grossa mano. Va bene, allora niente, io intanto vi ringrazio a tutti quanti, mandateci più ospiti possibili per le prossime settimane. E niente, in bocca al lupo per tutto e naturalmente viva il padel, cosa volete che vi dica? Grazie. Ci sentiamo, alla prossima. Grazie, ciao. Assolutamente. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao a tutti, Ciao a a presto, tutti. alla prossima settimana. Grazie, ciao. Grazie, buon fine Ciao. settimana a tutti, a presto. Buon fine settimana.